E quindi solo le grandi coalizioni, portatori d'acqua, questo è il modo di vincere le elezioni in questo paese. Non c'è un programma, o meglio, inventano di avere anche il programma, perché a quanto pare il programma l'hanno scritto con i cittadini nel giro di una settimana, dove non si sa, però l'hanno scritto in una settimana. La cosa divertente è che sono diventati tutti grillini. Hanno imparato tutti a montare i gazebo, a parlare con la gente, hanno imparato a chiamare i loro incontri agorà, hanno imparato la parola programma partecipato, scritto con la gente. Sappiamo che questo non è vero. Noi il programma l'abbiamo costruito nel corso di 4-5 mesi, seguendo i suggerimenti della gente, ed è venuto fuori un bel lavoro, un lavoro fatto di proposte concrete, di facile realizzazione. Non abbiamo i mezzi per promuovere spettacoli, i tanti spettacoli che vanno decantati in questo periodo, non abbiamo i mezzi per farci le scampagnate, anche se in realtà rispetto a quanti sono candidati i partecipanti alle scampagnate sono abbastanza pochi, forse non sono in forma. Cos'altro abbiamo notato in questo periodo? Abbiamo notato che i buoni benzina si sono moltiplicati. Ci sono i benzinai che ormai stanno facendo festa, sono felicissimi se li andate a incontrare. I buoni benzina circolano, le 50 euro volano, ormai è tutto un commercio. Il periodo elettorale è un qualcosa, un circo veramente, veramente fantastico. La mia preghiera, prima di passare alle proposte concrete, è quella di non farvi comprare, perché faranno di tutto per comprarvi con 50 euro o con un buono benzina. La verità è che dopo il 6 giugno non vedrete più nulla, si rinchiuderanno in quel palazzo e i vostri problemi rimarranno i vostri. Noi siamo qua, come lo siamo sempre stati, tante domeniche in questi 2 anni, per proporvi petizioni, per ascoltare le vostre proposte, per cercare di cambiare le cose. Siamo stati in mezzo alla piazza, siamo in mezzo alla piazza e saremo in mezzo alla piazza. Nel nostro primo comizio abbiamo parlato di trasparenza. Che cos'è la trasparenza? È la possibilità di vedere quello che succede nei palazzi comunali, è la possibilità di controllare i bilanci, vedere quanto è stato speso e per cosa, capire quanto guadagnano i nostri dipendenti, nel senso il sindaco, il consigliere, gli assessori, capire come sono stati spesi i nostri soldi. La trasparenza dovrebbe implicare anche un altro principio, che è quello della partecipazione. Quello che noi abbiamo inserito all'interno del nostro programma è quello che voi non avete mai visto fino ad oggi, per esempio il bilancio partecipato. Il bilancio partecipato è un'altra delle nostre proposte e prevede che i cittadini decidano cosa fare con una quota del bilancio, se utilizzarli per un particolare tipo di intervento, se dedicarli alla ristrutturazione di un impianto sportivo. La decisione deve essere dei cittadini, quello che si fa con i soldi dei cittadini. Un altro dei temi particolari che abbiamo inserito nel nostro programma è quello dell'efficienza del comune, perché sappiamo benissimo che ci sono tanti sprechi, a partire dagli stipendi, a partire dalla logistica, a partire dagli affidamenti diretti, che hanno il difetto di essere diretti sempre e solo verso le solite persone. Abbiamo un'emergenza da affrontare, che è quella della raccolta dei rifiuti. Abbiamo da ridiscutere totalmente un appalto di igiene urbana. Abbiamo una città che cade a pezzi, abbiamo un decoro urbano che fa schifo. Ci vergogniamo di camminare per strada. Anche quelle 4 aiuole che abbiamo ce le abbiamo anche sporche. E non ci vergogniamo. Non abbiamo un posacenere, buttiamo le cicche per terra, perché sono dislocati troppo lontani. Non abbiamo, pur essendo un paese che fa la differenziata, non abbiamo i cestini multibusta e quindi buttiamo tutto insieme. E soprattutto siamo un pochino in ritardo per quanto riguarda una delle strutture che servirebbe nel caso della raccolta differenziata, che è il centro comunale di raccolta. Il centro comunale di raccolta invece però ve l'hanno costruito e hanno deciso di costruirvelo in pochissimo tempo a ridosso di 2 scuole, l'ITC De Marco, il liceo Cartesio, tutte le abitazioni che sono lì, nella zona di via Fratelli Rosselli,
che quel bel cantiere ospiterà il nostro centro comunale di raccolta, e voi non sapevate assolutamente nulla, ve ne state accorgendo soltanto ora. Adesso sono state convocate conferenze stampa, smentite, no ma io non sapevo niente, dicono tutti i consiglieri. E invece quel centro comunale è realtà, sono tutti coinvolti, perché gli stessi che andrete a trovare nelle prossime liste sono gli stessi che vi hanno approvato quel bel monumento che vi rallegrerà le giornate. Ovviamente è chiaro, e non è strumentalizzazione il fatto che ci vuole un minimo di buonsenso per realizzare una struttura del genere a ridosso di case e abitazioni. Cosa ci ha portato a redigere il nostro piano per l'ambiente? Chiaramente la volontà, una delle stelle del Movimento 5 Stelle è sicuramente l'ambiente, e sull'ambiente dobbiamo puntare. Qualche giorno fa abbiamo tenuto un incontro per la strategia rifiuti zero, non soltanto per ridurre il rifiuto, ma per sensibilizzare i cittadini alla corretta differenziazione e far capire che davvero il rifiuto è una risorsa, ma è una cosa che sarà molto lenta, un processo che affronteremo insieme, che è molto delicato. Abbiamo tante idee per la mobilità sostenibile, abbiamo intenzione di trasformare il parco macchine del comune, come quello di vigili urbani, in veicoli elettrici. Abbiamo tante bellissime proposte per la scuola, quello di ridurre il peso dei libri, gli ebook, tanti decantati ebook, perché abbiamo ragazzini che ormai sono curvi sui telefoni e smartphone, non fanno più nulla, si spaccano la schiena, ci sono i libri a gravare sulle loro colonne vertebrali, e soprattutto vai da recuperare. Dicevo, abbiamo la proposta sugli ebook, abbiamo tante proposte per la scuola, abbiamo in cantiere l'acquisto di lavagne multimediali, perché è dalla scuola che parte la formazione dei cittadini del domani. E adesso le scuole a Trigiano invece non hanno neanche la carta igienica, non hanno manco il sapone, i genitori devono tinteggiare i muri, i bambini vanno a scuola senza nulla, non hanno neanche il diritto di lavarsi le mani questi ragazzi. È normale ed è inaccettabile, è normale che poi si lamentino. Come dicevo prima, ci sono ragazzini che giocano per strada, è normale, non possiamo tenere i bambini in casa a giocare con cellulari e smartphone se non abbiamo delle strutture sportive per farli giocare, se non abbiamo dei centri per la promozione e lo sviluppo dell'arte. I ragazzini stanno sempre per strada, sempre buttati sul cemento, o sempre buttati peggio ancora di testa sui telefoni. Non è questa la Trigiano che vogliamo, non è questo il paese dormitorio. Trigiano deve cambiare e lo deve fare facendo una scelta coraggiosa, soprattutto dei meno giovani che devono pensare al futuro dei propri figli e metterlo nelle mani di gente onesta, che ha le mani libere di agire, gente onesta che non ha paura di denunciare le cose come stanno. Non è possibile lasciare le cose come stanno. Dove finiremo? Guardate gli ultimi 5 anni, dove finiremo? Non c'è più nulla a Trigiano. Anche la gente che viene da fuori ci viene soltanto per dormirci. Non c'è uno spettacolo, non c'è cultura, non c'è programmazione di eventi culturali. La programmazione comincia, quella invernale comincia il 1° dicembre. È assurdo, la programmazione estiva viene affidata a associazioni di beneficenza, di cittadinanza attiva. Non c'è il minimo interesse nel rendere un servizio alla cittadinanza. Vi invito a leggere il nostro programma partecipato che abbiamo scritto con le vostre proposte all'indirizzo www.trigiano5stelle.it/programma 2016 e fateci sapere cosa ne pensate, perché è un programma in divenire, abbiamo anche bisogno delle vostre correzioni e dei vostri suggerimenti. Non è un programma fisso. Una cosa è certa, noi questo programma l'abbiamo scritto e lo porteremo a termine dalla prima all'ultima. Alcune proposte sono di facile realizzazione, altre impiegheremo magari più tempo per farlo, ma perlomeno imposteremo il lavoro. Ci sono delle proposte ambiziose come quelle che riguardano le energie rinnovabili, quelle che riguardano l'efficientamento energetico dei palazzi pubblici. È chiaro che per convertire a impianti fotovoltaici ci vorrà del tempo, ci vorranno grandi risorse.
se non dovessimo trovare risorse nel bilancio, dobbiamo per forza dotarci di una commissione che studi e riesca a intercettare bandi europei, fondi europei che l'amministrazione intercetta quasi mai e che costituiscono una grandissima risorsa. L'Italia, la Puglia è agli ultimi posti per bandi europei, la Polonia è il primo paese in Europa che intercetta bandi europei. E invece proprio con i bandi europei, io ricordo che è stato segnalai personalmente al sindaco un bando europeo esistente, si chiamava Azioni Urbane Innovative, e c'erano qualcosa come 8 milioni di euro, 10 milioni di euro per il decoro urbano della città, quindi lampioni, cestini per i rifiuti, eccetera, eccetera, ed è stato totalmente ignorato, perché la parola d'ordine di questa amministrazione è ignorare. Noi non sappiamo che tipo di situazione troveremo all'interno del comune se dovessimo vincere, se dovessimo mettere le mani nelle carte. Non sappiamo se il bilancio è in positivo o in passivo, ci sono state delle brutte sorprese anche in altri comuni, però sappiamo che abbiamo le nostre linee guida, abbiamo le direttive, abbiamo la riduzione degli sprechi e soprattutto ci mettiamo la faccia, abbiamo la volontà di contribuire, di fare noi stessi un sacrificio. Come abbiamo deciso la riduzione dello stipendio di sindaco e assessori della giunta comunale, quindi del 50%, proprio perché se non dovessimo avere fondi per le scuole li troveremo dai nostri stipendi. Ci toglieremo lo stipendio del 50% per un fondo sociale, per il welfare, perché qui c'è tanta gente che ha bisogno. E a parte i servizi sociali, se non conosci qualcuno all'interno che ti dà le giuste direttive, tanta gente rimane a bocca asciutta, o tanta gente si vergogna ad andare a chiedere aiuto, perché vuole conservare la propria dignità di cittadino, ma in realtà conduce una vita non dignitosa. Noi siamo qui per ascoltarvi, siamo qui per essere un'alternativa, vogliamo essere un'alternativa. Ci state conoscendo, siamo in piazza, siamo liberi, abbiamo le mani libere, siamo incensurati. Ma se sceglierete di fare sempre le stesse scelte, se in quella cabina voterete sempre i soliti, non avrete il diritto di lamentarvi. È necessario ribellarsi a questa situazione. Se attivarsi, diceva Ron in prima persona, siete voi che dovete decidere per il futuro, non dovete farvi convincere. Votate con il cuore, votate a mani libere. Votate per gente che non ha mai fatto politica e che ha come il vincolo soltanto 2 mandati. Noi non abbiamo fini di carriera politica. Il nostro obiettivo ultimo è quello di scomparire, perché quando scompariremo significherà che l'Italia non ha più bisogno del Movimento 5 Stelle, perché è tornato tutto alla normalità, cosa che adesso non è. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi do l'appuntamento al prossimo comizio e vi ricordo che noi saremo sempre disponibili anche dopo le elezioni. Tanta gente invece si chiuderà nei palazzi e non vi ascolterà più. E ricordatevi che chi non ha il coraggio di ribellarsi non avrà poi il diritto di lamentarsi. Grazie a tutti.